Papa Francesco riceve il sindaco di Lampedusa Totò Martello, denunciati attivisti della Lega per manifestazione di protesta non autorizzata. Ieri confronto tra i candidati a Fontanelle, non hanno accettato l'invito del comitato di quartiere Franco Miccichè ed Angela Galvano. Candidata consigliere comunale, figura in 2 liste elettorali. Al comando Guardia Costiera di Porto Empedocle, passaggio di consegna, inizia l'era Serafino. 2 nuovi casi ad Agrigento e a Ravanusa stretta del sindaco, serrata delle attività commerciali dalle 22, vertice dell'assessore regionale Razza con i manager ospedalieri. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Come avete sentito dai titoli, Papa Francesco riceve il sindaco di Lampedusa Totò Martello. Dal primo cittadino riceve una croce realizzata con il legno delle barche e dei migranti. Il pontefice 8 anni fa ha scelto proprio Lampedusa come meta del suo primo viaggio da Papa. Il servizio di apertura del nostro direttore Arturo Cantella. Il Santo Padre Francesco ha ricevuto nella Sala Clementina del Palazzo Apostolico Vaticano il sindaco di Lampedusa, Totò Martello, insieme alla delegazione dei sindaci di frontiera aderenti al progetto Snapshot from the Borders. Nel suo intervento rivolto a Papa Francesco, il sindaco Martello ha toccato alcuni temi legati ai flussi migratori, all'impegno nei territori di confine, coinvolti in prima linea sul fronte dell'accoglienza. Nel momento in cui ho iniziato a parlare di fronte a Sua Santità mi tremava la voce, ha detto il sindaco Martello al termine dell'udienza. Papa Francesco ci ha ricordato l'importanza di restare umani e di rimanere uniti, e anche lo spirito che ha messo insieme noi sindaci di frontiera, ha proseguito Martello, perché spesso ci troviamo di fronte a problemi epocali che non possono essere affrontati in solitudine. Quando anche in un oceano si incontrano 2 idee che sopravvivono alle onde, può nascere qualcosa di straordinario. Il progetto Snapshot from the Border, finanziato dall'Unione Europea, vede come ente capofila per l'appunto il comune di Lampedusa e di Linosa. Mette insieme 35 partner, tra cui 19 città, isole e territori di frontiera di 13 paesi europei, impegnati in prima linea sul fronte dell'accoglienza, e ben 16 associazioni della società civile. Nel corso dell'udienza al Vaticano è stata anche illustrata a Papa Francesco la campagna nata nell'ambito del progetto Snapshot per far sì che il 3 ottobre, data che nel 2013 ha visto il più grave naufragio di migranti nel mare di Lampedusa, possa divenire giornata europea della memoria e dell'accoglienza. Al termine dell'incontro il sindaco Martello ha donato a Papa Francesco una croce realizzata da un artigiano lampedusano con il legno delle imbarcazioni dei migranti e una maglietta con la scritta "Io sono pescatore", hashtag lanciato dallo stesso Martello per ricordare che per la gente di mare non esistono barriere e chi è in difficoltà va aiutato. 2 attivisti della Lega, Angela Maraventano e Attilio Lucia, sono stati denunciati dalla Procura della Repubblica di Agrigento per interruzione di pubblico servizio. Ad annunciarlo sono direttamente loro con un post su Facebook. L'indagine è coordinata dalla Digos della Questura di Agrigento. La vicenda risale al 30 agosto, quando sbarcarono a Lampedusa 369 migranti a bordo di un peschereccio. In seguito allo sbarco i 2 esponenti della Lega organizzarono una manifestazione di protesta non autorizzata dalla Questura di Agrigento, servendosi di un megafono ed annunciando slogan contro il governo, incitando gli altri manifestanti a bloccare l'ingresso in banchina per il trasferimento. Portare i migranti da un molo all'edificio dello spot è diventato servizio pubblico incredibile. Con questo governo esercitare il diritto di manifestazione e di libertà di pensiero è reato. Noi non molliamo, non ci arrendiamo, ha dichiarato Angela Maraventano. Amministrativa di Agrigento, candidati a sindaco a confronto. L'iniziativa è stata voluta dal comitato Fontanelle Insieme. Il format scelto dal comitato promotore dell'incontro ha visto sottoporre 5 domande uguali per tutti agli aspiranti primo cittadino. Ciascun candidato ha avuto a disposizione 3 minuti di tempo per ogni risposta. Le domande poste dal collega Claudio Spoto vertevano principalmente sulle criticità che investono i quartieri periferici e sulle
sulle azioni che il futuro primo cittadino di Agrigento intenderà adottare per ridurre i disagi degli abitanti e valorizzare le zone decentrate della città. Hanno accettato l'invito di Fontanelle Insieme solo 4 dei 6 candidati erano presenti: Daniela Catalano, Lillo Firetto, Marco Zambuto e Marcella Carlisi. Assenti invece il candidato a sindaco Angela Galvano e Franco Miccichè. Il servizio è di Eugenio Cairone. Candidati sindaco di Agrigento invitati qui a Fontanelle per un confronto sul futuro del quartiere. Sul futuro del quartiere e sul futuro dei quartieri. Il comitato di quartiere, fin dalle sue origini, che sono dell'ottobre del 2018, ha voluto incentrare quelle che sono delle criticità, ma quelle che sono anche delle potenzialità da sviluppare e da valorizzare. Perché? Perché pensiamo che ormai i quartieri e anche Fontanelle sono diventati dei piccoli paesi, è lì dove stanno tanta gente che ha bisogno con i servizi di avere le giuste esigenze e di riqualificare quella che è il loro territorio, la loro casa. Ecco, Fontanelle è un quartiere vecchio, ogni qualvolta si vota si spera sempre qualcosa. Fontanelle, nato negli anni '80, ha la triste etichetta di quartiere dormitorio, proprio perché è carente di alcuni servizi. Noi abbiamo fatto la nostra parte, ma ora siamo qui questa sera perché vogliamo sentire dai candidati a sindaco quali sono le loro proposte, ma nel concreto non vogliamo facili promesse, vogliamo qualcosa che si possa realizzare nel breve, perché da questa sera noi giorno 6 saremo con il nuovo sindaco a confermare quanto detto già stasera. Collega Claudio Spoto, tu abiti a Fontanelle, quindi conosci benissimo, tu sarai il moderatore di questo incontro, come cerchi di organizzarlo? Ma sarà un incontro, un confronto importante, perché intanto il primo dopo che è iniziata la campagna elettorale, ieri è scaduto il termine ultimo per la presentazione delle liste, dunque questo è il primo incontro dibattito. Le periferie al centro, questo è il titolo, e dunque un focus su quelli che sono i problemi, le emergenze, le criticità che riguardano il quartiere, così come Fontanelle, ma così come gli altri quartieri della città. Dunque cercheremo di capire quale sarà la visione, i contenuti, quali saranno le linee programmatiche dei candidati a sindaco, perché bisogna esprimere un voto consapevole rispetto a quelli che sono gli impegni che assumeranno i candidati a sindaco. Candidato Zambuto, quale priorità per Fontanelle secondo lei? Per Fontanelle come per tutta la città, nel senso di una città pulita. Anche in questo quartiere vediamo una condizione dal punto di vista della pulizia che va assolutamente migliorata, un modello che va cambiato. Io ricordo a Fontanelle di aver fatto cose importanti, l'ultimo intervento, quello del rifacimento delle strade, quello con il contratto di quartiere dei campi, del campetto di calcio. Penso che ci sia ancora un lavoro da continuare nel senso della riqualificazione, nel segno della valorizzazione. Il Movimento 5 Stelle quali promesse, tra virgolette, intende fare per Fontanelle? Allora, la promessa è sempre quella di essere più vicini ai cittadini. Qui ci sono degli uffici, hanno anche sistemato un po' la biblioteca, ma sono delle situazioni che devono essere rese più alla portata dei cittadini. Poi noi per esempio abbiamo un depuratore qua a Fontanelle, un depuratore di cui non si sa niente. So benissimo che la responsabilità è dell'ATI, però ci dovrebbe essere qualcuno che va all'ATI a sbattere i pugni sul tavolo e a dire ma funziona, non funziona, perché comunque l'interesse è sempre quello della città, anche se la gestione non è comunale. Anche quelle per una razionalizzazione dei trasporti pubblici, con un biglietto che non sia quello che viene strappato se uno si deve spostare da una parte all'altra passando per esempio da Piazza Stazione perde il biglietto. Da Presidente del Consiglio Comunale lei conosce i problemi di Fontanelle, da candidato sindaco cosa si sente di promettere, tra virgolette? Allora, innanzitutto si promette l'impegno e la capacità di ascolto, perché se non si ascoltano i quartieri non si riesce a capire cosa veramente serve ai quartieri, girare, incontrare, non rimanere ovviamente chiusi. Questo è il modo migliore, è stato il modo migliore in questi anni per dare l'indirizzo, perché un Presidente del Consiglio è un consigliere che quindi può dare indirizzo su ciò che fare. Da candidato sindaco mi auguro di avere le condizioni e il potere ovviamente per poter direttamente incidere
parlando di inclusione sociale, di sport, di recupero di impianti, perché sono pochi gli impianti ma alcuni ci sono e non sono stati esternalizzati, non sono stati omologati, quindi poco da questo punto di vista possiamo in questo momento registrare, sempre di più dobbiamo fare. Poi tanto altro, perché l'importante è cominciare a ragionare non in termini di periferie, che sa di isolamento, di marginalità, ma di un'unica città con delle peculiarità per zone, partire da questo concetto. Sindaco uscente e candidato sindaco, Fontanelle sta aspettando tante cose, qual è la priorità secondo lei? Abbiamo tante priorità, in una città che è stellare e che ha bisogno di curare meglio i suoi quartieri, soprattutto mettendosi in una condizione di ordine finanziario, che è quello che un po' sostanzialmente abbiamo fatto. Però al di là di questo mi pare che tante buone cose siano accadute cose che dicono di quartieri che si riappropriano di se stessi. Le periferie sono periferie nella misura in cui le consideriamo tali, chi le abita le vive come periferie, e invece credo che l'idea di protagonismo civico, l'idea di cura dei propri spazi, quindi l'animus di chi abita i quartieri sia fondamentale per alla fine recuperarli. Poi le pubbliche amministrazioni debbono fare anche la loro parte e lo devono fare in un rapporto di condivisione. C'è un doppione tra i candidati a consigliere comunale di Agrigento. A scoprirlo è stato suo malgrado la vittima di questa vicenda, una candidata consigliera che si è trovata candidata appunto contemporaneamente nella lista Uniti per la città e Lega Salvini. A monte ci sarebbe stata una scelta di fronte fatta dall'aspirante consigliera, che appunto in un primo momento voleva candidarsi con il fronte di Mauriano e poi avrebbe firmato con la lista salviniana. Adesso il caso dovrà essere definito dalla commissione elettorale, perché solo in uno dei due casi la firma in coda al modellino di candidatura poteva effettivamente esserci senza innescare incompatibilità di varia natura. Dopo oltre 2 anni di permanenza, il comandante di fregata Gennaro Fusco lascia il comando della Capitaneria di Porto Guardia Costiera di Porto Empedocle per svolgere altro incarico alla direzione marittima di Livorno. Gli subentra il capitano di fregata Fabio Serafino, proveniente dal comando marittimo di Vibo Valentia. Stamani la cerimonia del passaggio di consegne. Arturo Cantella. Visibilmente commosso durante il suo intervento, il comandante della Capitaneria di Porto Empedocle, Gennaro Fusco, ha lasciato stamani il testimone al suo collega Fabio Serafino. Si è tenuta infatti la cerimonia solenne del passaggio di consegne tra i titolari del compartimento marittimo empedoclino. La cerimonia è stata presenziata dal contrammiraglio Roberto Isidori, che è anche direttore marittimo della Sicilia occidentale, presenti le autorità locali, i rappresentanti delle forze dell'ordine, il sindaco della città empedoclina. Allora, il bilancio è un bilancio positivo, un bilancio che mi inorgoglisce. Sono stato al timone di questa capitaneria e ho guidato questo equipaggio ottenendo dei risultati in diversi campi, nel campo ambientale, nel campo del contrasto del traffico illecito dei rifiuti. Abbiamo fatto attività investigative molto particolari, abbiamo fatto attività anche con risultati incredibili nella tutela della filiera ittica, con i sequestri di importantissimi quantitativi di prodotto o non idoneo alla vendita o non tracciato. Siamo riusciti anche a contribuire in maniera massiccia a questo fenomeno purtroppo dell'immigrazione clandestina, cercando di contrastare sia il traffico di esseri umani con diverse attività che sono state compiute in diverse sia a Lampedusa sia a Licata, con l'arresto di alcuni scafisti. Questo è un qualcosa che ci inorgoglisce perché non succede sempre. Abbiamo dovuto affrontare un'emergenza, quella del Covid-19, unita a un'emergenza ancora più grave che è quella dell'immigrazione. Quindi abbiamo sostenuto il peso e le difficoltà di dover gestire la nave quarantena qui a Porto Empedocle, che hanno fatto sì che il porto di Porto Empedocle e la città di Porto Empedocle diventasse, come qualcuno ha detto, l'ombelico del mondo. Abbiamo dovuto dimostrare con i nostri sforzi di essere in grado di sopperire a tutte quelle che sono le esigenze. Io devo ringraziare tutte le istituzioni, devo ringraziare il prefetto Caputo prima e l'attuale prefetto, la dottoressa Cocciufa, per avermi dato un supporto incredibile, straordinario in questo momento
di comando. Ringrazio tutte le istituzioni per avermi concesso in primis la loro amicizia, la loro lealtà istituzionale, l'avermi dato sempre consigli utili, aver gestito le diverse situazioni al limite che abbiamo dovuto affrontare. Era una sede assolutamente desiderata, da me desiderata, e come ho già detto nel corso del mio intervento mi approccio con tanto entusiasmo a espletare le funzioni di comandante della Capitaneria di Porto di Porto Empedocle, perché era tra le mie richieste, perché io sono un uomo del Sud e quindi ho dentro di me la fame di riscatto, di fornire qualità di rappresentante delle istituzioni, di fornire un servizio al mio territorio di appartenenza. Io sono calabrese, ho lavorato anche in Sicilia, quindi mi sento vicino a queste realtà. Ho tanto entusiasmo anche perché l'incarico mi è stato consentito dal comando generale su mia richiesta, e quindi arrivo con un grosso debito di gratitudine che cercherò di soddisfare nel migliore dei modi. Io la problematica dell'immigrazione la conosco dal 2000, avendo lavorato pure a Mazara del Vallo, avendo comunque lavorato in Calabria, è insomma una problematica che esiste da tanto tempo, che io conosco da tanto tempo. C'è tanta sinergia tra le istituzioni e quindi c'è tanto gioco di squadra, una capacità sicuramente rafforzata rispetto a quella che potrebbero avere le singole amministrazioni per fronteggiare l'emergenza, ovviamente nella linea indicata dal governo, delineata dal nostro governo. Oggi è stato un momento importante per la città di Agrigento, un momento che ci lascia un pochino di malinconia perché perdiamo il comandante Fusco che passa ad altro incarico in Toscana, a Livorno, e arriva il comandante Serafino. Devo dire, come avete sentito anche nel mio discorso, il comandante ha saputo ben operare in questa terra, che è una terra ricca, diciamo così, di difficoltà, però devo dire la Guardia Costiera c'è stata, ci sarà sempre, e questo lo dobbiamo sicuramente all'istituzione, ma soprattutto grazie anche all'abilità del comandante Fusco. Subentra il comandante Serafino, che ha una lunga esperienza soprattutto in Calabria, ma ha lavorato anche qui in Sicilia. Le risposte che dobbiamo naturalmente a questo territorio, che è un territorio che ha bisogno di tanta attenzione da parte dello Stato, sono multidisciplinari e multilaterali. Innanzitutto lo sviluppo del porto, che naturalmente sta avvenendo in maniera anche consistente grazie a questa ottima simbiosi Guardia Costiera e Autorità Portuale di Palermo e della Sicilia occidentale, ma soprattutto anche recupero della legalità sul territorio, attenzione costante anche agli interessi del cluster marittimo, quindi tutti quegli interessi che ruotano intorno naturalmente alla vita economica e non solo economica, anche sociale del porto. Ecco, mi sento di garantire che come sempre la Guardia Costiera farà la sua parte e saremo sicuramente un elemento di spinta per lo sviluppo di queste aree. Sarebbe scappato da un posto di controllo della polizia a Porto Empedocle e nel tentativo di fuga avrebbe perso il controllo dell'auto andandosi a schiantare contro un altro mezzo con a bordo 2 persone. È successo la notte scorsa lungo la strada statale 115 tra Porto Empedocle e San Leone all'altezza di Contrada Caos. Il bilancio è di 3 feriti e quello più grave risulta essere proprio il giovane che avrebbe provocato l'incidente. Quest'ultimo è stato trasferito in ospedale ad Agrigento e sottoposto a un intervento chirurgico con conseguente asportazione della milza. Ferite in maniera più lieve, seppur riportando traumi sparsi, le altre 2 persone sul posto, ben 3 ambulanze, gli agenti di polizia e una squadra dei vigili del fuoco. Sono stati proprio questi ultimi, grazie alle attrezzature e loro dotazione, ad estrarre le persone dai rispettivi abitacoli. Vertice presieduto dall'assessore regionale alla salute Ruggero Razza con tutti i manager delle aziende del servizio sanitario siciliano per fare il punto sulla situazione riguardo l'emergenza coronavirus nell'isola e per predisporre ogni misura utile ad affrontare un'eventuale crescita del ricorso alla ospedalizzazione. I dettagli nel servizio. Ospedalizzazione è quanto si è tenuto a Palermo nella sede dell'assessorato regionale alla salute,
dove, alla luce della crescita dei contagi tra la popolazione, si sono analizzate le fasi dei piani di prevenzione del virus e di incremento delle terapie intensive già redatti nelle settimane successive al post-lockdown. In particolare, sulla base del monitoraggio e dello sviluppo dei dati attuali, l'assessore e i manager hanno valutato la possibilità di attivare tempestivamente l'ulteriore disponibilità di posti letto Covid-19, di personale e mezzi dedicati anche alla luce degli effetti che potranno produrre l'avvio dell'anno scolastico e la piena ripresa di ogni attività professionale dopo la pausa estiva. È stato una sorta di tagliando, uno screening al nostro sistema in base all'attuale andamento epidemiologico. Come è noto oggi, il rapporto tra contagiati asintomatici e pazienti che necessitano di un ricovero è particolarmente basso e la situazione è sotto controllo, ma non vogliamo e non possiamo lasciare nulla al caso, anche perché andiamo incontro ad un periodo dell'anno, l'autunno, che tradizionalmente presenta delle criticità. Stavolta dovremo essere ancora più attenti, visto che in questi mesi abbiamo imparato a conoscere il virus. Mi sento infine, dice l'assessore Razza, di rivolgere un appello affinché ciascuno osservi quelle regole note ormai a tutti che consentono di contrastare la diffusione di questo nemico invisibile, ancora spiegato l'assessore regionale Ruggero Razza. Ci sono 2 nuovi casi di Covid-19 ad Agrigento, ad annunciarlo il sindaco Lillo Firetto. Si tratta di un uomo e di una donna appartenenti a 2 distinti nuclei familiari. Nessuno dei 2 ha fatto viaggio e dunque è probabile che il virus sia stato preso in zona. La donna è risultata positiva in seguito al tampone effettuato prima di un intervento, l'uomo invece presenta i sintomi tipici del coronavirus. Ma c'è anche un nuovo ed ulteriore caso di Covid-19 a Ravanusa, dove si è arrivati a 5 positivi. L'intervista al sindaco Carmelo D'Angelo, vediamo. Sindaco, nuovi contagi, ma al di là dei numeri, quello che in questo momento è importante è tutelare la salute pubblica di tutti i cittadini di Ravanusa, quindi sono state adottate delle misure per prevenire il diffondersi del contagio. Sì, i contagi sono purtroppo in aumento, stanno interessando anche una fascia di giovani, ma anche persone del mondo del lavoro, e quindi abbiamo deciso di intraprendere delle iniziative a salvaguardia della salute dei cittadini. Abbiamo chiuso al pubblico il municipio garantendo i servizi essenziali, i servizi demografici, il protocollo, e garantendo gli appuntamenti che si potranno fare nelle giornate di martedì e giovedì previa prenotazione. Abbiamo anche chiuso l'asilo nido, dove ancora le attività per i bambini non erano iniziate, perché sappiamo che stanno facendo i tamponi alle insegnanti e quindi abbiamo preferito aspettare i risultati dei tamponi prima di aprire pure quella struttura. Abbiamo concordato con il nuovo dirigente scolastico il rinvio dell'apertura al 24 settembre, abbiamo dato a disposizione nuovi locali per consentire il distanziamento, perché già sappiamo che i banchi per singolo studente arriveranno nel mese di novembre. E poi per questa settimana, aspettando l'esito di alcuni tamponi che riguardano tanti giovani, abbiamo deciso di chiudere i bar, le pizzerie e tutte le attività alle ore 22 per i giorni di venerdì, sabato e domenica, per evitare assembramenti e per evitare che il contagio possa crescere in maniera esponenziale. Ecco, un appello naturalmente a chi è stato fuori, che è stato in contatto con persone che magari sono contagiate, soprattutto ecco, per aiutare le autorità sanitarie e l'unità di crisi anche a ricostruire tutti i rapporti in modo da poter racchiudere il cerchio. Sì, bisogna essere molto attenti, bisogna collaborare con l'unità di crisi, ma soprattutto bisogna collaborare con l'ASP. Se si sa che si è venuti in contatto con una persona contagiata, bisogna rimanere a casa, comunicarlo al medico, comunicarlo all'ASP per consentire loro di adottare tutte quelle misure necessarie per circoscrivere il contagio. Confidiamo molto nell'aiuto dei nostri cittadini, perché se riusciamo ad individuare le persone che sono contagiate e le persone collaborano rimanendo a casa in isolamento, riusciremo a
mantenere circoscritto il diffondersi dell'epidemia. Poi raccomando come sempre l'uso delle mascherine, il distanziamento sociale e l'igiene delle mani, che sono piccoli contributi che ognuno di noi può dare alla comunità, che ognuno di noi può dare alla cittadinanza per garantire e salvaguardare la salute di chi possibilmente rischia più degli altri, che sono naturalmente gli anziani e le persone immunodepresse. Gli argomenti principali in questo momento sono due. Ecco, intanto la preoccupazione per la riapertura delle scuole, ma le scuole saranno riaperte in sicurezza, ecco, saranno garantiti tutti gli strumenti per poter riaprire le scuole in sicurezza, e poi lo spauracchio di un nuovo lockdown. Lei cosa ne pensa da questo punto di vista? Ma credo che difficilmente si arriverà alla chiusura per come l'abbiamo immaginata, o almeno questo è l'auspicio, perché crediamo che ormai sappiamo come comportarci e con un controllo del territorio, con la collaborazione dei cittadini, sicuramente il diffondersi dell'epidemia può rimanere circoscritto. L'avvio dell'attività scolastica naturalmente non è a rischio zero, perché sappiamo che tenere i bambini, soprattutto quelli più piccoli, o lontano dagli altri è comunque difficile, però con un'azione di monitoraggio e con un'azione preventiva riusciremo a superare questo momento di crisi nell'attesa di questo vaccino che speriamo arrivi il prima possibile. Le problematiche relative alla situazione attuale della diffusione del contagio da Covid-19 sono state al centro di una riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica svoltosi ieri presso la Prefettura di Messina. La riunione, presieduta dal prefetto Maria Carmela Librizzi, ha visto la presenza dei vertici delle forze dell'ordine, dei sindaci dei comuni capofila, dei distretti sociosanitari della provincia, dei sindaci di Giardini Naxos e Oliveri e del direttore generale dell'ASP. Al centro dei lavori anche le correlate misure da porre in essere per il contenimento epidemiologico. A fronte di tutti i dati fattuali analizzati, i contagi nel messinese non sono ancora in diminuzione. Emerge quindi l'esigenza di alzare ancora più l'asticella dell'attenzione, sia attraverso l'intensificazione dei controlli già in atto da parte delle forze dell'ordine e dell'ASP, sia attraverso la piena collaborazione delle amministrazioni comunali e dei cittadini, chiamati a comportamenti attenti e responsabili. Allo stato attuale, ha evidenziato il responsabile Covid-19 dell'ASP di Messina, risultano circa 163 positivi in provincia, di cui la maggior parte nella città di Messina e nella zona ionica, mentre nella zona tirrenica messinese si registrano un numero di casi da monitorare a Sant'Agata Militello e un focolaio ad Oliveri, tuttavia ormai in fase di contenimento. Il prefetto di Messina, anche in considerazione dell'ormai prossima ripresa dell'anno scolastico, ha sottolineato la necessità di adottare utili iniziative per fronteggiare adeguatamente la diffusione del contagio, assicurando la prosecuzione dei costanti piani di controllo ad opera delle forze dell'ordine, e ha invitato gli amministratori degli enti locali a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni di sicurezza vigenti in materia. Il direttore generale dell'ASP ha condiviso l'esigenza di mantenere alta la soglia di attenzione sia per la sussistenza di alcuni focolai, seppur contenuti, sia perché la provincia è stata meta turistica privilegiata e quindi un luogo di transito di numerosi turisti. A tali circostanze si aggiunge inoltre l'ulteriore preoccupazione dovuta alla novità rispetto ai mesi precedenti della riapertura degli istituti scolastici. I sindaci dei comuni capofila dei distretti sociosanitari della provincia di Messina, nonché gli altri amministratori degli enti locali presenti, hanno descritto la peculiare situazione dei territori di competenza, manifestando l'intenzione di non consentire o in ogni caso di limitare l'organizzazione di eventi di aggregazione quali sagre, mercati, occasioni di probabili assembramenti. Nel corso dell'incontro, inoltre, è stata evidenziata la preoccupazione in ordine alla disinformazione dell'utenza rispetto alla corretta gestione di tamponi e valutazioni sierologiche, che ha provocato e provoca numerosi assembramenti di utenti presso gli ambulatori privati al fine di richiedere dei controlli sanitari. Il prefetto ha annunciato la realizzazione di un video in cui si forniranno le linee guida sulla corretta tempistica e procedura dei tamponi e su ogni idonea misura di contenimento del contagio. Per promuovere la divulgazione del video sarà richiesta la collaborazione delle emittenti televisive e delle maggiori piattaforme social. Adesso c'è la pubblicità, tra poco vi aspetto.
Un bambino di 4 mesi è giunto cadavere all'ospedale Vittorio Emanuele di Gela. Il piccolo, secondo le prime sommarie informazioni, era nella culletta quando si sarebbe improvvisamente sentito male. Il piccolo è stato soccorso dalla giovane madre e dai suoi congiunti che hanno praticato le prime manovre di rianimazione. Quando il piccolo è arrivato in ospedale il suo cuoricino si era già fermato. Inutili le manovre di rianimazione effettuate dai medici che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Il piccolo era il primogenito di una giovanissima coppia sposatasi 2 anni fa. I medici non escludono che possa essere morto per soffocamento, visto che le vie aeree erano ostruite verosimilmente dal latte. Un 53enne agrigentino è rimasto gravemente ferito riportando ustioni sull'80% del corpo mentre era alle prese con il barbecue. Il fatto è avvenuto ieri intorno alle 22 in una traversa lungo viale delle Dune a San Leone. L'uomo si trova in gravi condizioni ed è stato trasportato in codice rosso prima all'ospedale San Giovanni di Dio per poi essere trasferito al centro grandi ustioni di Palermo. Il primo intervento è stato effettuato dall'ambulanza Gise, giunta in soli 3 minuti dopo la segnalazione, mentre una seconda ambulanza, un secondo mezzo medicalizzato, è intervenuto subito dopo. Ancora poco chiara la dinamica dell'accaduto, anche se da prima ricostruzione sembrerebbe che a causare l'ustione sia stato un ritorno di fiamma, probabilmente dovuto allo scoppio mediante alcol. Le fiamme hanno avvolto il 53enne, bruciandogli letteralmente i vestiti. Giuseppe Catania, ex deputato, uno dei fondatori di Forza Italia in Sicilia, è stato nominato presidente dell'ESA, ente di sviluppo agricolo. Nel CDA è presente anche Rosario Marchese Ragone, in rappresentanza delle organizzazioni agricole. Vediamo. L'onorevole Giuseppe Catania, il nuovo presidente dell'ESA, ente sviluppo agricolo, a deciderlo fu la giunta regionale. Catania, ex deputato e fra i fondatori di Forza Italia in Sicilia, è il presidente dell'assemblea regionale di Diventerà Bellissima, il movimento politico del presidente della regione, Nello Musumeci. Il governatore aveva detto di voler chiudere l'ESA, l'ultimo carrozzone della Prima Repubblica, così la definì. La carica di presidente dell'ESA era rimasta vacante dalle dimissioni di Nicola Calderone nell'ottobre di 2 anni fa, che ricopre ancora l'incarico di commissario d'ACTA con funzioni di direttore generale. Un decreto dell'assessore regionale all'agricoltura e di bandiera dichiarato poi decaduto proprio durante questi mesi estivi il resto del CDA. Tante professionalità che possono e debbono essere valorizzate. Così a parlare il nuovo presidente dell'ESA, Giuseppe Catania, diversi progetti in cantiere, dall'assistenza tecnica agli agricoltori alla Banca della Terra, dal polo floro-vivaistico alla valorizzazione dei borghi rurali fino agli interventi da parte dell'ESA a vantaggio dei comuni siciliani. Tanti progetti da rendere operativi nelle prossime settimane come sostegni economici agli agricoltori attraverso IRFIS. Certo tante sono anche le criticità da superare, c'è solo da lavorare in silenzio e sbracciandosi. Ringrazio il presidente Musumeci per la stima e la fiducia che mi ha riservato. Questo è un ente, conclude l'onorevole Catania, con una storia prestigiosa alle spalle, diventato nel tempo un carrozzone che, se ha ancora delle potenzialità, come credo, potrà essere rilanciato. Il gruppo del Tribunale di Agrigento, Francesco Provenzano, ha disposto rinvio a giudizio nei confronti di Carmelo Rubino, 70 anni, di Canicattì, accusato di aver ucciso nel settembre 2019 a pistolettate il vicino di terreno, l'agricoltore Francesco Sciacia Canizzaro, 68 anni. Alla base del delitto una strada contesa che garantisce l'accesso ai vigneti di entrambi, dissapori forse sottovalutati che col tempo si sono intrisi di rancore. L'accusa sostenuta dal PM Paola Vetro è quella di omicidio volontario, il che escluderebbe qualsiasi tipo di giudizio abbreviato nei confronti dell'imputato, in quanto punibile anche con l'ergastolo. La prima udienza è fissata il 6 novembre prossimo davanti alla Corte d'Assise di Agrigento. La vicenda risale appunto al settembre 2019, quando Canizzaro, trovando l'accesso della stradina sbarrato, ha chiamato il suo avvocato con l'intenzione di sporgere denuncia nei confronti di Rubino. Non ha avuto il tempo
tempo, perché intorno alle 11:30 Rubino si è presentato a tu per tu col vicino sparandogli in testa proprio davanti il vigneto. Poi il 70enne tentò la fuga, che durò poco tempo. Quando la polizia lo fermò era ancora al volante della propria auto. Intanto il GUP ha disposto anche il sequestro dei beni nei confronti di Rubino, così come richiesto dalla parte civile. Alluvione di Messina, dal governo regionale fondi per 60 milioni. I dettagli nel servizio. Esondazioni, frane, colate di fango e crolli di strade sono solo alcune delle criticità riscontrate nel messinese e finite nell'agenda di lavoro del commissario delegato, che adesso si appresta a definire, proprio sulla base delle indicazioni provenienti da comuni ed ex provincia, un piano organico di interventi. Il programma di lavoro è stato illustrato dal commissario Leonardo Santoro al presidente della regione siciliana Nello Musumeci, che lo ha condiviso nelle linee generali. Per la prima volta, grazie alla legge approvata nello scorso luglio, la regione ha potuto dichiarare autonomamente lo stato di crisi ed emergenza per un proprio territorio e si appresta a intervenire direttamente con propri fondi per riparare i danni, ma anche per pianificare soluzioni che possano prevenire ulteriori pericoli. È stato il governatore a designare il commissario per l'alluvione che ha colpito la zona tirrenica della provincia peloritana lo scorso 8 agosto. L'incarico è stato affidato a Santoro, che dirige l'ufficio speciale per la progettazione di Palazzo d'Orlean, a un mese esatto dalle piogge torrenziali che si abbatterono in particolare su Barcellona Pozzo di Gotto, Castro Reale, Rodi Milici, Terme Vigliatore e Messina. È stata effettuata una ricognizione dei danni, già stimati dalla Protezione Civile in circa 20 milioni, e reperite risorse per 60 milioni di euro. Continuiamo però, sottolinea il presidente Musumeci, di individuare ulteriori fondi con l'obiettivo di operare interventi strutturali per risolvere definitivamente problemi atavici che, complice spesso una carente manutenzione, rischiano ogni volta di mettere a repentaglio vite umane. Oggi, con una punta di orgoglio, possiamo affermare che la Sicilia, grazie alla recentissima legge 13, è la regione più avanzata per quanto riguarda le procedure di intervento per riparare e prevenire i danni provocati da eventi calamitosi. In questo caso abbiamo attivato ben 8 dipartimenti regionali, coinvolgendo enti e uffici statali come RFI, ANAS e Autorità Portuale di Messina e naturalmente le amministrazioni cittadine interessate, oltre alla città metropolitana. A quest'ultime abbiamo già sollecitato proposte di intervento per ripristinare la funzionalità dei rispettivi territori, ma anche per evitare nuove emergenze e situazioni di pericolo. Noi, a salvaguardia della pubblica incolumità, potremmo assicurare procedure snelle e lì, dove è possibile, operare deroghe a tutte quelle normative che spesso dilatano i tempi a dismisura. In particolare a Barcellona Pozzo di Gotto desta preoccupazione la situazione del torrente Longano, il cui alveo stracolmo di sedimenti si è alzato di ben 8 metri. Per operare lo svuotamento di tutto il materiale che lo soffoca, risagomarne gli argini e ripristinare così la sua funzionalità, è stato già dato mandato al Dipartimento Regionale Tecnico e al Genio Civile di Messina, che opereranno di concerto con l'autorità di bacino della Presidenza della Regione. L'allarme è scattato inoltre anche per altri corsi d'acqua che, asciutti e ricoperti di detriti e vegetazione, vengono impropriamente utilizzati per la viabilità urbana. In questo caso, attraverso il Dipartimento regionale dello sviluppo rurale, è stato disposto l'intervento di uomini e mezzi dell'ex azienda Foreste. Come annunciato dal presidente della regione siciliana Nello Musumeci, all'interno della chiesa di San Domenico, la seconda per importanza e dimensioni a Palermo, dopo la cattedrale, sarà presto realizzato un monumento funerario in cui verranno accolte le spoglie dell'assessore Sebastiano Tusa, scomparso il 10 marzo dello scorso anno nell'incidente aereo avvenuto in Etiopia. La basilica, ricorda il presidente Musumeci, già a partire dalla metà del XIX secolo fu scelta come luogo di sepoltura da importanti personalità della vita politica e sociale di Palermo, e proprio per questo fu consacrata come Pantheon degli uomini illustri di Sicilia, il luogo più degno per custodire il ricordo del professore Tusa, innamorato della propria terra, impegnato fino all'ultimo a realizzare grandi progetti per renderla sempre migliore. Siamo allo sport. Eccellenza per l'Acragas, esordio casalingo domenica prossima, ma a porte chiuse. Carmelo Lentini. Oramai la stagione di eccellenza Gironi A è alle porte. Infatti mercoledì scorso nella sede palermitana della FIGC è stato presentato il calendario che vedrà l'Acragas debuttare all'Esseneto domenica 13 settembre, ma a porte chiuse, contro la Folgore di Castelvetrano.
Una gara che rievoca grandi battaglie del passato per i trascorsi che sono intercorsi tra le due squadre che hanno militato in categorie superiori. Ma non ci sarà il tempo per rilassarsi perché arriva subito il primo derby stagionale. Sulla strada biancazzurra infatti si registra lo scontro con il Casteltermini di Pinola Bianca, in poche parole 3 gare in appena 3 settimane. L'Acregas tornerà a giocare poi in casa nella terza del campionato contro il Marsala, poi la domenica successiva la trasferta sul campo del Monreale. Alla quinta, l'11 di Francesco Di Gaetano ospiterà la San Cataldese, trasferta poi nel Palermitano alla sesta per sfidare il CUS Palermo. La domenica successiva ancora, turno casalingo per Capitano Gambino e compagni contro il Castellammare. Poi l'Acregas sarà atteso da 2 derby consecutivi, il primo 8ª giornata sul campo dello Sciacca e il secondo 10ª giornata di campionato contro la Pro Favara. Poi la visita al Forte Mazzara per la 10ª giornata sarà poi il Don Carlo Misilmene, invece l'avversario che l'Acregas affronterà in casa all'11ª. Per la quart'ultima del girone di andata i biancazzurri saranno discesi a Caltanissetta contro la Nissa, poi 2 match consecutivi allo Stadio Seneto, rispettivamente con la Parnunfal e contro il Canicattì, derby agrigentino della 14ª e penultima giornata del girone di andata. Al Giro di Boa l'Acregas sfiderà fuori casa i palermitani dell'Oratorio San Ciro e Giorgio Di Marineo. Intanto la società ha tesserato un altro giovane promettente centrocampista originario di Porto Empedocle. Si tratta di Gabriele Arnone, classe 2002, proveniente dall'Empedoclina. Arnone è aggregato alla prima squadra ed è già a disposizione di mister Francesco Di Gaetano. Una colonna sonora per Siculo, il personaggio nato per sensibilizzare piccoli e grandi ad amare una delle più belle isole del mondo. Vediamo. Quanti giorni chiusi in casa, senza uscire e passeggiare, respirare la natura o inventarsi una creatura, una pianta dolce e buffa, verde come la Sicilia, forte e viva di speranza e di amore e di magia. Siculino, il personaggio nato per sensibilizzare piccoli e grandi ad amare una delle più belle isole del mondo, continua a regalare sorrisi. Il simpatico personaggio, composto da pianta di cactus con cappello siciliano e pantaloni con i colori della bandiera siciliana, adesso ha anche una sua colonna sonora, dal nome di Siculino Siculià. Siculino Siculià, oh la la, la 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 la. Ovvero Siculino e la sua compagna Siculià. La canzone allegra e coinvolgente parla della sua amata isola magica Sicilia, accompagnata dai suoi profumi e magia, con il suo vulcano che ci osserva ma non fa paura. Siculino è un personaggio che vuole sensibilizzare la Sicilia con le sue opere d'arte, monumenti, parchi, inoltre condividere esperienze, promuovere la nostra terra ed i suoi prodotti. Cantato di colori e di magia, un vulcano che ci osserva e non fa paura mai. Amante dei bambini, della magia e di diffondere il sorriso, l'allegria e l'amore ed il rispetto verso gli animali. L'ideatore del nuovo personaggio è Flavio Franceschino, un 34enne di Catania, da tanti anni impegnato nel mondo dello spettacolo e dell'intrattenimento per bambini. Flavio ama definirsi un sognatore e chi sogna non molla mai. Ama la sua terra e vuole farla conoscere al mondo. Da qui l'idea, durante la quarantena, di creare un personaggio per promuovere la Sicilia. Siculino è l'amico di ogni bambino e punta a diventare la mascotte dell'isola. Siculino Siculià, oh la la, la 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 la. Siculino Siculià. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.